Tempi durissimi per i ladri e per chi circola nel veneziano senza assicurazione oppure con l'auto non revisionata a tempo debito. La prefettura ha ufficializzato l'attivazione del nuovo sistema di lettura targhe e videosorveglianza. Si basa su 13 portali sparsi lungo le principali arterie della città metropolitana di Venezia e in grado di riconoscere attraverso la lettura delle targhe i veicoli non in regola. Le telecamere non serviranno alle multe per eccesso di velocità, assicura il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro. Consentiranno però anche di localizzare le vetture rubate. Inoltre, qualora un'auto fosse stata presente sulla scena di un reato, sarà possibile tracciare i suoi movimenti nei giorni prima e dopo. Il sistema, finanziato integralmente dalla città metropolitana di Venezia, per un totale di 650.000 euro, è già a disposizione delle forze dell'ordine, tutte rappresentate all'atto della firma del protocollo. Il sistema di indagine informatico nazionale era stato recentemente sbloccato dal Ministero dell'Interno del governo Meloni, Matteo Piantedosi. Già nel corso dei test preliminari era emerso che sul Ponte della Libertà, percorso quotidianamente da circa 26.000 auto, ogni 24 ore passano mediamente 300 vetture senza revisione ed un centinaio con l'assicurazione scaduta. I varchi non possono far scattare automaticamente le multe, così come fanno gli autovelox. La segnalazione della targa in tempo reale viene però trasmessa istantaneamente a tutti i posti di blocco e ai mezzi in servizio nei paraggi. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.